Patrick Dorgu è del Manchester United. Il talentuoso giocatore del Lecce fa le valigie per l'Inghilterra. Prima di parlare dei dettagli di questo trasferimento e dell'impatto sul mercato, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità. Il Manchester United ha vinto la corsa a Patrick Dorgu. La trattativa ha raggiunto un accordo vicino ai 30 milioni di euro, più 7,5 milioni di bonus, come rivelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Il club inglese ha battuto concorrenti come il Napoli, che aveva espresso interesse per il giocatore per la prossima stagione, ma è rimasto indietro nella velocità della trattativa. Il Lecce, inizialmente restio a perdere il giocatore a metà stagione, ha fissato fin dall'inizio un prezzo elevato: 40 milioni di euro. Nonostante ciò, le trattative sono andate avanti velocemente e i Red Devils sono riusciti a convincere il club italiano con un'offerta vicina al prezzo richiesto, oltre ad accordi verbali già presi con il giocatore per un contratto di 5 anni. E il Napoli? La squadra di Antonio Conte continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi importanti, soprattutto dopo la partenza di Kvicha Kvaratskhelia verso il PSG. Il passaggio di Dorgu allo United potrebbe addirittura accelerare la trattativa per portare Alejandro Garnacho al Napoli. Dietro le quinte, gli azzurri hanno aumentato l'offerta per Garnacho nelle ultime ore e a Napoli c'è ottimismo per un esito positivo. Che succede, tifosi? Il Napoli riuscirà a compensare la perdita di Dorgu con l'ingaggio di Garnacho? O il Manchester United è a un passo avanti nel mercato? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti esclusivi sul mercato dei trasferimenti.